Grazie a tutti voi di partecipare a questa importante riunione, grazie a Veneto Agricoltura e anche a Crea. Ci saranno degli importanti dati che verranno dati dai citati soggetti. Io vi ricordo solo che è un momento particolare per il vino, non tirano arie eccezionali per una serie di motivi. La guerra, poi i mercati mondiali fanno un po' la differenza in senso negativo. Ricordo anche, e chiudo, che il Ministero a brevissimo adotterà un decreto ministeriale che andrà a incidere su una serie di fattori importanti, il recepimento della direttiva UE del 5 dicembre del 25, ma che andrà soprattutto a favorire anche tutti gli investimenti sull'enoturismo. E quindi la Regione, anche con la collaborazione di chi ci sentirà e di tutti i consorzi, cercherà di lavorare in maniera precisa e costruttiva, assieme anche a Veneto Agricoltura, su una piattaforma di enoturismo che possa aiutare le aziende e che possa aiutare soprattutto ad avvicinare ancora di più dei futuri, dei possibili clienti che provengono da tutte le parti del mondo. Ci sono dei buoni e dei grossi investimenti su questo argomento, ma anche su altro, e quindi dovremmo in qualche maniera il 7 di agosto, alla seconda puntata del Trittico, non solo analizzare i dati che provengono un po' da tutta Europa, che ci danno un po' la fotografia della vendemmia prossima, ma anche discutere di questo argomento. E quindi io vi saluto, non posso partecipare alla riunione di oggi perché ho un comitato a Trento importante, ma vi auguro un buon lavoro e ci vediamo il giorno 7 agosto. Grazie e buona giornata. Bene, grazie Assessore. Siamo partiti un po' così di Bene, corsa, ma visto che grazie a l'Assessore voi. ha un impegno, grazie per i saluti, grazie per la presenza. Allora, noi partiamo con i lavori di questa mattina e come diceva l'Assessore, appunto, questo è il primo incontro del trittico, di 3 incontri del trittico vitivinicolo che si concentra sullo stato fitosanitario e fenologico del vigneto veneto all'inizio dell'estate. Proveremo a dare primissime indicazioni di produzione, alcune indicazioni in merito alla lotta della flavescenza dorata e appunto, come diceva anche anticipato all'assessore, il prossimo incontro è già stato anticipato e sarà il giorno 7 agosto, per cui già vi do appuntamento per il 7 agosto. Alcune info di servizio, prima di dare la parola al nostro direttore, al dottor Federico Caner. Informazioni di servizio, l'evento è registrato, quindi potete trovare la registrazione dei singoli interventi sul canale YouTube di Veneto Agricoltura e le slide nella pagina dedicata del nostro sito internet. Do la parola al direttore dottor Caner per appunto la parte di salute istituzionale da parte di Veneto Agricoltura. Prego, direttore. Sì, buongiorno a tutti. Cercherò di essere anch'io breve come l'assessore, però desideravo innanzitutto ringraziare voi tutti per la presenza, ovviamente l'assessore per aver partecipato e introdotto i lavori. Sapete che il trittico, questo primo trittico vitivinicolo, come tutti gli altri, è organizzato, cioè il gruppo di lavoro prevede la presenza ovviamente di Veneto Agricoltura, ma in particolare della Regione Veneto, del CREA, dell'ARPAV e della VEPA, che ringraziamo non solo per la presenza, ma per il lavoro che svolgono. In particolare nella giornata di oggi avremo degli approfondimenti importanti, uno legato proprio al sistema anche grazie diciamo al fitosanitario regionale Veneto, sulla la questione della flavescenza dorata e della difesa fitosanitaria, e li ringrazio anche per il grande lavoro passato e anche presente e futuro che faranno e stanno facendo. Il CREA che ci darà alcune indicazioni di produzione, visto anche lo stato fenologico attuale del vigneto, tra l'altro anche in anticipo, come ormai ci ha abituato negli ultimi anni, e ovviamente ARPAV
che ci darà i dati meteorologici anche di questi primi 6 mesi, le condizioni diciamo, climatiche. Sapete tutti meglio di me, siete molti di voi, insomma, dei tecnici o comunque degli operatori, e sappiamo cosa è avvenuto nei primi 6 mesi, quindi insomma dal punto di vista pluviometrico, insomma l'acqua c'è stata, ma ci sono state anche delle condizioni di gelate e soprattutto le grandi grandinate che ci hanno messo in grande difficoltà. Nonostante questo, un dato, anche se è un dato diciamo storico, e oggi siamo qui invece per parlare dei primi 6 mesi, di quella che è la situazione attualmente nel 2026, però insomma piace anche ricordare che si sono chiusi dei dati del 2025 positivi all'interno di un contesto, diciamo, geopolitico internazionale non favorevole, però diciamo nella vendita di uva siamo a 251 milioni, vino 1,5 miliardi, 2025 chiusura, diciamo, e la produzione, diciamo, la filiera vitivinicola nella sua complessità di tutti i prodotti vitivinicoli, siamo a 1,8 miliardi, chiusura 2025, quindi più 7% rispetto al 24. Quindi diciamo che da questo punto di vista è una situazione che ci fa piacere, anche se, ripeto, in un contesto che non è assolutamente facile, e gli operatori lo sanno, legato al settore vitivinicolo. Certo che abbiamo delle eccellenze nel nostro territorio che continuano a performare bene, però penso che un po' di attenzione da questo punto di vista ci voglia. Come Evento Agricoltura sapete che siamo impegnati e presenti in tanti progetti legati al settore vitivinicolo, e penso al progetto Ampelo Pros, per esempio, sulle sperimentazioni volte all'allargamento della base ampelografica del Prosecco DOC in risposta appunto al cambiamento climatico in corso. Abbiamo un monitoraggio sulla diffusione e l'inserimento dei vitigni Piwi nella viticoltura del Veneto, e anche innovazioni e tecnologie sostenibili per la gestione resiliente, la valorizzazione e la competitività dei settori vitivinicolo e agroalimentare veneti. Quindi insomma cerchiamo di fare la nostra parte dal punto di vista sperimentale, ovviamente insieme al CREA. Ecco, io chiuderei qui perché dopo insomma ci sono appunto gli interventi dei tecnici che ho già citato prima. Permettetemi, visto che non era in programma, di chiedere anche un saluto al neo direttore Walter Chitarra del CREA, settore viticoltura e enologia, che sostituisce il dottor Riccardo Velasco, che insomma più volte, che insomma noi tutti conosciamo, e più volte l'abbiamo sentito anche intervenire a questi incontri. Quindi anche se non era previsto in programma, vorrei che un saluto di presentazione al dottor Chitarra penso sia dovuto e doveroso, anche per la grande collaborazione che noi come Evento Agricoltura, ma penso la stessa Regione Veneto e tutti voi abbiamo con il CREA. Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti. Eccomi, mi vedete, mi Eccolo. sentite? Grazie, La grazie. sentiamo, non la vedo francamente, però la sento. Ecco, adesso la vedo anche. No, no. Perfetto. Grazie Federico insomma, molti di voi in realtà ci conosciamo, però adesso diciamo che ricopro una carica un po' diversa, ahimè. E vabbè, intanto buongiorno a tutti. Ovviamente per me è un piacere aprire insieme ai colleghi questo primo appuntamento del Trittico e portare il saluto del CREA in particolare, ma del nostro centro che poi ne fa parte appieno. Io sono Walter Chitarra per chi non mi conoscesse, sono appunto, come ha detto, il neodirettore e sono quindi particolarmente lieto di far parte di questa iniziativa e di portare anche un po' i nostri contributi tra gli organizzatori e insieme a tutti quelli che parteciperanno e che faranno le loro relazioni. Allora, per quanto mi riguarda, il trittico, io l'ho sempre seguito, rappresenta ormai un appuntamento consolidato, no? È riconosciuto nel settore e credo realmente che il valore di questa iniziativa risieda proprio
nella capacità un po' di mettere a, come dire, a sistema competenze diverse e lasciatemi dire anche una lettura un po' aggiornata e scientificamente fondata dell'andamento della stagione. Allora, come Crea siamo felici di contribuire a questo e la viticoltura rappresenta uno degli ambiti principali, ovviamente, delle nostre attività di ricerca, come ben sapete, che spazia da aspetti agronomici, fitosanitari, fino anche al miglioramento genetico, sempre con un occhio alla sostenibilità, alla viticoltura di precisione e molto si sta facendo anche nelle interazioni tra pianta, suolo e il famoso microbioma, che ormai sta diventando questa parola di grande uso. E quindi questo primo incontro ci permetterà di fare un po' il punto sulla stagione in corso, no? Come è stato anticipato. Non voglio ovviamente spoilerare gli interventi dei colleghi, ma ci troviamo comunque di fronte a un'annata che dal punto di vista finologico è piuttosto anticipata rispetto alla media e ci sono delle dinamiche che meritano sicuramente di essere illustrate nel dettaglio. Ma il collega Patrick Marcuzzo sicuramente sarà molto più bravo di me nel raccontarvi senza togliergli la scena. Un altro tema che volevo solo dirvi, poi vi lascio, particolarmente interessante sarà quello del miglioramento genetico, come vi ho detto prima, e delle nuove tecnologie di evoluzione assistita. Proprio ieri è stato compiuto un importante passo avanti sul piano normativo a livello europeo e con la loro, lasciatemelo dire tra virgolette, liberalizzazione e riconoscimento che quindi apre nuove prospettive per la ricerca e anche soprattutto per il settore vitivinicolo. Ma di questo ve ne parlerà più approfonditamente la collega Loredana Moffa che mette le mani in primo piano su questi aspetti. E anche su questo fronte il nostro istituto è super impegnato, sia attraverso programmi ministeriali, ad esempio il Teaforit, il Ministero ci ha appena concesso un finanziamento di 9 milioni di euro proprio sulle tecnologie di evoluzione assistita che coprono un po' tutte le filiere, compresa la vite, e anche numerosi progetti regionali, nazionali, come diceva Federico poco fa. Quindi concordiamo che innovazione e sostenibilità debbano procedere insieme, dalla gestione delle risorse idriche a sistemi alternativi di difesa, fino anche, come vi dicevo, alla valorizzazione del microbioma, che è questa parte invisibile ai nostri occhi, ma che rappresenta uno dei grandi patrimoni sia del suolo che della pianta per rendere sempre più resilienti i nostri vigneti. Comunque non voglio togliere spazio, purtroppo anch'io non riuscirò a seguire perché ultimamente mi trovo sempre con la valigia in mano e vi ringrazio a tutti e vi auguro un buon lavoro a tutti quanti. Grazie Walter, Grazie, ciao. ciao. Bene, allora ringrazio il nostro direttore, il dottor Canera, ringrazio il dottor Chitarra per queste parole, ha già anticipato i contenuti, un po' i contenuti, il titolo, i brevi contenuti delle relazioni, le due relazioni del CREA che avremo in giornata odierna. Allora, se siete d'accordo, partiamo e terrei le domande sugli interventi alla fine. Quindi ascoltiamo i 4 interventi che sono in programma questa mattina. E ogni anno appunto teniamo lo stesso schema, parliamo prima di andamento meteorologico, poi facciamo un po' lo stato del vigneto, poi parliamo di problemi fitosanitari con dell'annata con il nostro fitosanitario regionale e alla fine di anno in anno variamo su tematiche di particolare interesse per il comparto vitivinicolo. Quest'anno appunto, come diceva il dottor Chitarra, parleremo di miglioramento genetico. Do quindi la parola al dottor Francesco Rec, che appunto dell'ARPAV, Dipartimento regionale per la sicurezza del territorio, che ci parla appunto dell'andamento meteorologico in questo primo semestre del 2026. Vedo, prego Ok, Francesco. ci siamo. Dovremmo esserci, spero vediate. Sì, 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 tutto a posto. Ok, un saluto dall'ARPAV, dal Centro Meteorologico di Teolo. Sono
molto contento di essere con voi anche quest'anno, forse voi meno, ma non importa, portate un attimo di pazienza che cerchiamo di andare il più veloci possibile. Partiamo dalla solita visualizzazione dei dati delle temperature. Abbiamo preso come riferimento la stazione di Conegliano. Queste sono temperature medie giornaliere dal 1° ottobre all'altro giorno, alla metà di giugno, diciamo. È la solita rappresentazione che già conoscete, comunque vedete l'andamento dell'anno corrente, i valori termici se sono sopra la media sono colorati in rosa, se sono sotto la media sono colorati in azzurro, è la media del 91-2020 e avete anche la individuazione, diciamo, colorata in grigio del campo tra il 10° e 90° percentile e i valori estremi assoluti oltre quel campo grigio. Ecco, andando molto velocemente, diciamo, la cosa che vi segnalerei in prima battuta è il fatto che abbiamo avuto un'ondata di calore, una fase calda in dicembre, in particolar modo nella fase centrale del mese, e poi negli ultimi giorni di dicembre, per tutto il mese di gennaio, abbiamo avuto una fase fredda, normalissimo. Abbiamo avuto addirittura 17 giorni con temperature minime scese sotto lo zero, e questo va benissimo. E il giorno più freddo è stato il giorno 8 gennaio, dove addirittura le temperature medie sono scese sotto zero. Questo negli ultimi anni succede raramente, ma abbiamo avuto meno 4 gradi centigradi, sempre il giorno 8, di minima. La prima gelata è stata il 29-12 e l'ultima è stata il 22 di gennaio, quindi una fase fredda molto concentrata. Dopodiché è partita una lunga fase di temperature sopra la media, direi abbastanza stabilmente sopra la media. Vedete come diciamo dall'ultima decade di gennaio abbiamo, vedete anche riportati sotto i valori per le decadi termici riferiti poi alla statistica, abbiamo addirittura quindi l'ultima decade di gennaio sopra la media, ma poi abbiamo un febbraio molto caldo, vedete, le prime 2 decadi sono quasi 3 gradi sopra la media, l'ultima sono esattamente 3 gradi sopra la media. Anche marzo è molto caldo ed aprile pure con valori elevati, soprattutto nella fase centrale del mese. Vi segnalo questi 2 abbassamenti di temperatura verificatisi alla fine di marzo. A Conegliano non è successo nulla, però vedremo poi che in pianura ci sono stati alcuni segnali di gelata tardiva. Poi abbiamo maggio, mese estremamente strano, ha avuto nella fase centrale una fase di fredda, è proprio un'ondata di freddo. Vedete che vengono superati i minimi assoluti, cioè negli ultimi 30 anni non era mai stato così freddo nella fase centrale di maggio. Ondata di freddo seguita poi da una ondata di caldo. Nella fine del mese di maggio non era mai stato così caldo negli ultimi 30 anni, siamo addirittura con temperature della decade superiori di 5 gradi alla media. E poi vediamo le fasi qui finali di giugno, abbiamo delle oscillazioni e adesso sta partendo una fase calda, per cui ci vedremo al prossimo appuntamento per capire bene come sia evoluto giugno. Abbiamo infatti previsioni che ci dicono che nei prossimi giorni le temperature saranno decisamente sopra la media. Abbiamo il classico anticiclone subtropicale africano che ci raggiungerà. Ecco, vi mostro poi questi grafici che sono un po' complicati, ma insomma
spero che vi abituiate a vederli. La presentazione è disponibile, per cui poi con più calma, se qualcuno è interessato, vi invito ad andarla a vedere. Ho messo anche questa volta il mio indirizzo mail. Se avete delle domande, siccome il clima è comunque un fenomeno complesso da valutare, se avete domande, quesiti, provate a scrivere, forse riusciamo a rispondere. Comunque, febbraio è interessante perché ha temperature, abbiamo visto, elevate. Vedete che era stato più caldo solo il febbraio del 2024. Ho evidenziato anche il 2007 che era finito sotto il 2021 e il 2003 che è in basso, perché abbiamo visto un pochino che questa fase, questa annata viticola è molto simile al 2007 e un pochino parzialmente simile al 2003. Per cui, ripetendo, febbraio, temperature, vedete, molto sopra la media, in seconda posizione in 30 anni, precipitazioni un po' superiori alla media. Anche qui, marzo 2026, abbiamo temperature superiori alla media, precipitazioni inferiori alla media. Marzo, il mese della pioggerellina, quest'anno non ha funzionato molto, abbiamo precipitazioni inferiori e temperature elevate non eccezionali. A marzo, vi ricordate quelle due freccette azzurre, quelle due dentini in questa fase calda? Beh, abbiamo avuto, qui ho riportato il 28 e il 31 che erano la situazione più evidente, abbiamo avuto delle giornate con temperature minime, quindi temperature notturne, che si sono avvicinate allo zero. Quelle parti in bianco del Veneto centro-meridionale che vedete nelle due mappe indicano aree dove le temperature a 2 metri di altezza sono scese sotto i 2 gradi centigradi. Perché noi misuriamo 2 metri di altezza, vuol dire che vicino al suolo è più freddo, possono essersi verificate delle condizioni di temperatura sotto zero, soprattutto in presenza di terreni e di vegetazione e di presenza di acqua. Sono situazioni che cambiano proprio, che dipendono molto dalla situazione locale. Per cui abbiamo una gelata tardiva, niente di eccezionale. Se andiamo a vedere nella climatologia è normalissimo avere delle gelate a marzo, anche nei primi giorni di aprile. Il problema negli ultimi anni è legato al fatto che, ci ricordiamo bene quella lunga fase di temperature sopra la media, la vegetazione tende a anticipare e la gelata è più dannosa rispetto a un'annata in cui le temperature oscillino maggiormente attorno alla media. Per cui niente di eccezionale, può fare danni perché la fase precedente era molto calda. Qui ho fatto un attimo di analisi delle temperature dell'intero periodo. Lo vedete rappresentato in alto, quella lunga fase calda di sostanzialmente febbraio, marzo, aprile. Facendo una media generale ci si trova in questa situazione. Vedete che il 2026, l'ultima barra alla vostra destra, è molto simile come andamento al 2007, sono proprio pressoché identici. Sono segnalate anche le annate 2024-2014. Il 2003 non è segnalato, anno molto particolare perché in realtà era stato molto più caldo nella fase finale, non nella fase iniziale. E queste sono somme termiche in base 10, ecco qui relative allo stesso periodo. Ragionando in questi termini è un po' diverso che dal fare la media generale delle temperature medie, ma andando a considerare solo le giornate che hanno temperature medie superiori ai 10 gradi centigradi, si trova questo tipo di sommatoria dove si vede che il 2007 è stato un massimo assoluto e poi appunto si individua il 2026 in seconda posizione, per cui sono annate che hanno un andamento termico non del tutto uguale ma simile. Maggio, mese, anche questo, cosa sto facendo? Scusate, sono sempre un po'... Maggio è andato
quasi in media in termini di temperatura, però abbiamo visto da prima che questa media è una media data da una ondata di freddo sommata a un'ondata di caldo, per cui le temperature sono leggermente sopra la media, le precipitazioni sono leggermente sotto la media. Qui in maggio vedete il 2023 in alto, quindi è stato un anno veramente molto molto caldo, e il 2007 pure è risultato caldo. E maggio, questi grafici sono un po' difficili da interpretare, ma questo lo metto per dirvi che maggio è stato veramente un anno strampalato. Qui i pallini gialli indicano una stazione meteorologica che nell'arco, ragionando in termini di decadi, quindi andando a considerare 3 decadi, ha segnato un massimo assoluto stiamo parlando di 33 anni di funzionamento. Allora cosa succede? Dal 23 al 28 maggio abbiamo avuto un'ondata di calore. Questa parte qui, cosa vedete? Vedete che sì, le massime hanno segnato alcuni valori eccezionali in questa decade, mai segnati prima, ma quello che è strano sono le temperature minime, che sono le temperature di notte. Vuol dire che in questa fase abbiamo registrato delle notti eccezionalmente calde come non avevamo mai registrato precedentemente. Con l'ondata di freddo del 12-17 maggio era invece successo l'esatto opposto. Sì, le minime non danno grandi segnali, invece sono le massime a dare segnali importanti, cioè abbiamo avuto in questa seconda decade del mese dei valori eccezionali di temperatura massima, temperature massime eccezionalmente basse. No? Questo per dirvi che è stato un mese veramente molto strano come andamento. Questo è giugno, ci perdiamo poco tempo. La cosa più interessante è vedere l'andamento del 2003. Stiamo considerando i primi 20 giorni del mese. Vedete, il 2003 è stato un anno eccezionale, è stato un anno veramente particolare. Il 2026 al momento è in media, ma ripeto, ci mancano queste giornate ultime della decade e poi la fine del mese che si preannuncia molto calda, per cui non merita neanche grandi ragionamenti. Passiamo un attimo a considerare le precipitazioni. Siamo sempre su Conegliano, come esempio un po' per tutta la regione. E cosa vediamo? Qui abbiamo il solito grafico che parte da ottobre, cumula le precipitazioni, la linea nera è l'andamento di questa annata agraria, diciamo, da ottobre a giugno, la linea nera. Vedete che siamo in condizioni di deficit ragionando da ottobre. Vedete la distanza che c'è dalla media trentennale. Abbiamo cumulato 681 mm, la media era di 861 mm, per cui mancano 180 mm all'appello. Andando un po' più in dettaglio, cosa vediamo? Vediamo che c'è stata una lunga fase di assenza di precipitazioni dal 26 novembre al 23 gennaio, sono 59 giorni, in questi 59 giorni sono caduti 14 mm. Poi tra la fine di gennaio e febbraio c'è stata un po' una maggiore attività in termini di precipitazioni e poi abbiamo una nuova lunga fase dove non è che non sia accaduto niente, sono caduti qui 66 mm, però sono 66 mm contro una media di 200 mm. Abbiamo 74 giorni, quindi con precipitazioni scarse dal 20 febbraio di fatto al 4 maggio. Poi insomma c'è stata una fase di recupero, queste piogge sono tendenzialmente sotto media, però sono consistenti, sono leggermente sotto la media, per cui diciamo che nel momento del bisogno, nel momento in cui le colture cominciano ad aver bisogno, c'è stata anche una fase più piovosa. Qui è il quadro generale da inizio dell'anno, quindi non più da ottobre ma dall'inizio dell'anno. Vi ho messo
quello che è piovuto, vedete che nella alta pianura sono caduti dai 300 ai 450 mm e da inizio anno il deficit pluviometrico sull'alta pianura è tra i 50 e i 100 mm. Qui le scorro velocemente perché stiamo arrivando alla fine del tempo. Vi ho considerato i vari mesi da ottobre, segnalandovi le situazioni di deficit e di surplus. Quei dati che vedete sulle mappe sono i millimetri che mancano per raggiungere il valore medio trentennale. Vedete ottobre e novembre, che sono mesi molto piovosi, abbiamo un meno 37% in tutti e due i mesi. Dicembre, mese non eccezionalmente piovoso, però è piovuto meno della metà. Gennaio e febbraio hanno recuperato, sono sopra media, sono mesi però poco piovosi. Per fortuna a gennaio che ci sono state le Olimpiadi, per cui è andata bene la cosa. Marzo meno 21%, abbiamo un deficit sull'alta pianura di 20-40 mm, meno 21% rispetto alla media. Aprile, che è un mese tipicamente piovoso, c'è un meno 66%, vedete che ha piovuto veramente poco, 20-40 mm nell'alta pianura. Maggio, per fortuna, sotto media, ma è relativamente poco sotto media, anche con situazioni sia nel Trevigiano che nel Veronese di precipitazioni che sono sostanzialmente nella media. Questa è la situazione attuale, è a macchia di leopardo, classica situazione da temporali estivi. Anche le carte fanno molta fatica a rappresentare la reale realtà, sono molto indicative. Vedete che si va dai 185 mm di precipitazione caduti a Oderzo ai 55 mm caduti a Teolo, con alcune zone del Veneto dove sono caduti 15-20 mm, quindi situazione molto variegata. Ecco, una rapida scorsa agli eventi estremi, che sono la caratteristica un po' ormai di tutte le nostre estati. Qui ho fatto una raccolta che è così, un po' quasi di curiosità. Vedete che si parte da marzo. Ho dato un'occhiata ai rapporti che il nostro servizio meteorologico fa per la protezione civile. Vedete che si parte da marzo, quindi abbiamo cominciato prestino ad avere eventi dove spesso si citano, vedete il primo, forti raffiche di vento, con dati di raffiche di 80 km all'ora, piogge consistenti sulla pianura, vedete una strana distribuzione delle piogge tra il 26 e il 27 marzo. Anche qui, vengono citati vari fenomeni di vento molto forte. 30-31 marzo, discesa di aria dai quadranti settentrionali, anche qui si citano raffiche importanti. E avanti in questo modo, vedete 11-12 maggio, 14 maggio c'è un tromba d'aria, un tornado, chiamatelo come volete, in provincia di Rovigo, e sempre vengono citati, oltre alle piogge, delle raffiche di vento. Qui abbiamo temporali, 27-29 maggio. Qui ho fatto una vigliaccato, ho estratto la rassegna stampa che si sono fatti i meteorologi pescandola dalla rassegna stampa dell'ARPAV. Vi ho sottolineato in questo evento 31 maggio, 1 giugno, le località degli articoli di giornale. Vedete Brendola, San Valentino, Montecchio, Vicentino, Due Carrare, Conselvano, Valpolicella, Verona, Monselice Albignasego, poi il Rodigino. Qui si parla di grandine, di cadute di alberi, eccetera. Ecco, per poi arrivare al 2-3 giugno, temporali con locali grandinate, forti intensità di pioggia, sempre indicazioni su raffiche, e il 9-10 giugno ancora, insomma, abbiamo una miriade poi di foto di grandinate con grani di grande intensità. La cosa che mi ha colpito è che mentre questi rapporti nel passato, molti anni fa, iniziamo tutti dicendo una seccatura di origine atlantica, si approfondisce sul Mediterraneo, vuol dire che arrivava una perturbazione strutturata. Questi rapporti spesso dicono
flussi settentrionali da nord-est, da nord-ovest, da sud, o addirittura dicono lievi ondulazioni sul campo livellato. Cosa vuol dire? Che non arriva, tende a essere meno frequente la classica perturbazione strutturata con piogge distribuite e quant'altro, ma basta una minima entrata sul Mediterraneo di aria instabile, un po' più fredda, eccetera, per scatenare questi fenomeni con forte vento, forti grandinate, molto localizzati, che noi abbiamo una difficoltà a monitorare perché sono proprio fenomeni estremamente localizzati, ma che possono produrre danni notevoli a livello locale. Queste sono le conclusioni, che sono praticamente quello che ho detto, per cui ve le risparmio e cedo la parola al relatore successivo e vi ringrazio per la pazienza. Grazie Francesco, sempre interessante comunque capire e sentire queste cose, perché anche se siamo spettatori tutti i giorni di quello che bene o male accade in Veneto, vederle così sintetizzate, raccolte, ti dà un'idea di come effettivamente sta evolvendo la parte meteorologica negli ultimi anni. Da quanto segui il trittico, cioè, seguendo questo tipo di relazioni ci si rende veramente conto di quello che sta accadendo, vedendole tutti insieme. Grazie. Relazione successiva di Patrick Marcuzzo e Francesco Capovilla, appunto del CREA, che ci daranno un'idea di qual è lo stato vegetativo e fitosanitario del vigneto veneto e con alcune, se possibile, indicazioni di produzione che normalmente tendiamo a fare nel secondo momento del trittico vitivinicolo. Vedo che appunto c'è collegato solamente Patrick, quindi do la parola al dottor Marcuzzo. Sì, grazie intanto Alessandra per la parola. Io vi condivido subito il mio schermo, vi chiedo di farmi un cenno se vedete la presentazione. Sì, tutto a posto. Forse anche questa barra se ne va. Boh, ok, se n'è andata. Buongiorno a tutti, grazie, per me è un piacere essere qui anche quest'anno e vi racconterò un pochettino di come sta andando la stagione, come sta andando la stagione vitivinicola fino a questo momento. E la presentazione, come giustamente anticipato prima Alessandra, è condivisa col dottor Capovilla, che mi ha dato veramente una grossa mano nell'elaborazione di tutta una serie di informazioni che poi arrivano dalla solita rete ormai consolidata negli anni, che sono i veri attori della giornata. Io ci metto un pochettino la faccia, Francesco ci ha messo un po' l'elaborazione delle informazioni e io ho l'onore un pochettino di portare assunto quanto ricevo. Naturalmente la rete è aperta, non abbiamo né preclusioni né pregiudizi, quindi qualsiasi persona che è interessata a farne parte e vuole ampliare la nostra rete, insomma, è sempre ben accetta. E solitamente come facciamo, come si evolve la raccolta di informazioni, inviamo una scheda abbastanza semplice, con la quale con domande chiuse cerchiamo poi di ottenere delle risposte e quindi poi le cataloghiamo all'interno di determinate osservazioni. La prima cosa che chiediamo, insomma, è darci un'impressione, no? E l'impressione annata è stata a temperatura sopra la media, sbalzi termici, sembra un pochettino di sentire la presentazione prima di Francesco Recche, e naturalmente questo poi cosa consegue? L'anticipo fenologico, naturalmente quelle piogge, perché sono un po' più facili da ricordare, erano gli eventi più vicini all'appuntamento odierno, e anche il periodo siccitoso che ha caratterizzato tutta la prima parte dell'annata. Ma quindi adesso vado un pochettino per ordine e vedo un po' cosa è successo fino ad oggi. Inizio proprio dalla prima tappa fenologica, che è quella del germogliamento. Abbiamo sentito analogia da parte di Francesco con annate storiche di circa 20 anni fa, ed effettivamente poi è quello che sta succedendo anche quest'anno.
Glera, è stata la prima ad aver germogliato intorno al 24 marzo, mediamente in regione, l'ultima, la Garganera, come al solito, il 3 e 4 di aprile. Questo naturalmente è un sunto di tutte le risposte che ci arrivano dalla nostra rete. Siamo circa in anticipo di una settimana rispetto all'anno scorso, e vedete come il 100% degli intervistati in realtà ci fa osservare che siamo assolutamente in anticipo rispetto alla passata stagione, anche quella un po' più facile da ricordare. Nonostante però, mi permetto un pochettino di sottolineare che nonostante il periodo siccitoso che abbiamo avuto prima del germogliamento e anche dopo il germogliamento, che è stato particolarmente secco, non ci sono stati segnalati problemi di germogliamento, intendo con mancato germogliamento o problemi anche di difficoltà di problemi fisiologici in generale, magari di stentato sviluppo vegetativo o di clorosi nei diversi areali. Quindi è un germogliamento che veramente è partito sì in anticipo, ma bene. Due parole prima di continuare con la mia presentazione proprio sul tema del germogliamento. Sappiamo come la vite è una pianta cercando anche di spiegare i motivi per i quali siamo veramente quest'anno così in anticipo. La vite è una pianta che prima del germogliamento ha un periodo di dormienza, che la dormienza è la fase di arresto temporaneo della crescita delle gemme. Questo permette alla pianta di sincronizzare la ripresa con dei momenti favorevoli. La dormienza si divide in due sottofasi: l'endodormienza, che è regolata in blocco interno, inizia l'interruttore è il fotoperiodo, quindi inizia ancora agosto-settembre ed è modulata da questo ormone, e termina quando abbiamo raggiunto un certo numero di fabbisogno di ore di freddo, 200 ore per la vita a una temperatura media inferiore agli 8 gradi. Fortunatamente alle nostre latitudini non abbiamo problemi a raggiungere queste condizioni meteorologiche. C'è poi l'ecodormienza, un blocco esterno. E poi al termine dell'ecodormienza inizia la fase di germogliamento. Questo per dire che cosa? Che la fase di germogliamento inizia solamente nel momento in cui il fabbisogno termico delle temperature medie su base 10 arriva ad un certo livello. Quando abbiamo raggiunto questo livello di sommatoria termica, che è il driver principale del germogliamento, cioè chi lo guida, chi è l'attore principale che guida la fase di germogliamento della pianta, inizia a germogliare. Altri fattori incidenti sono naturalmente il genotipo, come abbiamo visto nella slide di prima, la disponibilità idrica, che è difficilmente un fattore limitante, e anche la luce. La luce, perché quando parliamo di temperature in realtà parliamo di temperature sull'organo che deve germogliare, quindi sulla gemma, quindi i versanti sud, est, ovest o nord delle colline fanno naturalmente la differenza. Se prendiamo queste considerazioni e le leghiamo alla slide di prima di Francesco, vedete come febbraio-marzo queste temperature particolarmente alte, quindi queste sommatorie molto alte rispetto alla media, rispetto alla passata stagione, hanno guidato senza ombra di dubbio questo anticipo di germogliamento. Se questa sommatoria, queste temperature particolarmente alte le avessimo avute a gennaio e avessimo avuto un gennaio più altalenante, eh, eh, ehm, al posto del febbraio di quest'anno, sicuramente non avremmo ottenuto le stesse sommatorie termiche e quindi non avremmo avuto un germogliamento così anticipato. Quindi chiaramente il periodo di febbraio, dall'inizio dell'anno e in particolare febbraio fino a metà marzo, sono i mesi che governano quel fenomeno di germogliamento, ed è il motivo per il quale oggi siamo così in anticipo. Tutte le informazioni che vi ho dato in realtà le potete anche trovare qua in questa pubblicazione in maniera un po' più dettagliata, visto che poi questa mia presentazione verrà divulgata attraverso Veneto Agricoltura, dove oltre a quello che ho detto trovate magari altre indicazioni più precise sugli equilibri degli ormoni e sui geni coinvolti nella fase del germogliamento. Approfitto anche un po' di questa collezione di fotografie che abbiamo ricavato dalla nostra collezione. Noi come CREA siamo obbligati anche a conservare una collezione di tutte le varietà di vite che sono iscritte al catalogo nazionale. Vedete, il 25 di marzo la glera era esattamente nella fase di germogliamento. Ricordiamo che qua era già una fase nella quale abbiamo avuto poi quell'abbassamento di temperatura di cui ci ricordava Francesco, quindi chi non era riuscito magari a raggiungere la sommatoria termica ha ritardato un pochettino la fase di germogliamento, quindi c'è stato un po' uno sfasamento. La settimana successiva eravamo
Così, quindi la glera ha la prima foglia distesa, quasi anche seconda foglia distesa, gemme cotonose per altre varietà e germogliamento di fatto dopo 2 settimane rispetto al 25 di marzo. Quindi siamo qui nella fase di, sempre nella nostra stazione di Susegana. Garganega invece ci ha impiegato 2 o 3 settimane dopo la glera. In realtà poi eravamo ben oltre il germogliamento, avevamo la prima foglia distesa, però dopo 2 settimane ancora non avevamo germogliamento in Garganega. Approfitto sempre della nostra collezione perché in realtà oltre a farci le fotografie della nata noi abbiamo uno storico delle fasi, delle epoche fenologiche a partire dagli anni 64-69. Abbiamo utilizzato questa decade come baseline e da questa decade sull'asse delle ordinate vedete i giorni di anticipo o di ritardo del germogliamento o della fioritura, rispettivamente con gli istogrammi in blu e con gli istogrammi in verde. Se nelle due decadi 70-80 vedete che tutto sommato c'è sia un'altalenanza, ma c'è anche addirittura un ritardo, sembrerebbe in particolare nel decennio 80-89 del germogliamento, negli ultimi 3 decenni, escluso naturalmente quello in corso, abbiamo di fatto una situazione un po' altalenante per il germogliamento, ma soprattutto un importante anticipo della fase di fioritura. In questa ultima decade, secondo me, registreremo anche un importante anticipo della fase di germogliamento. Però vedete come in realtà tra le due fasi fenologiche sicuramente quella che incide di più quella che risente di più sui cambiamenti climatici sembrerebbe essere la fioritura rispetto al germogliamento. E dopo il germogliamento, prima Francesco lo ha accennato, a fine mese, eravamo 30-31 marzo, c'è stato qualche problemino di gelata. Lo è stato soprattutto nella settima, ottava gemma di quei sistemi di allevamento a- a capofrutto, a capovolto come il silvore, il doppio capovolto, qualche guiò magari elevato basso, quindi quella settima, ottava gemma nella quale è più vicina al suolo e quindi ha avuto qualche piccolo danno da freddo, ma veramente una situazione molto contenuta che è veramente circoscritta a qualche gemma e in particolare anche le varietà più precoci. Compaiono i primi grappoli, quindi facciamo un po' i primi rilievi di fertilità e quindi abbiamo chiesto anche alla nostra rete rispetto alla passata stagione com'è la fertilità potenziale in vigneto. Vedete che c'è un 50% degli intervistati, quest'asse manca il valore percentuale, il 50% degli intervistati ci dice che per il Pinot Grigio la situazione è più bassa o più alta rispetto alla passata stagione, il che significa che siamo assolutamente in linea, per l'era, sembrerebbe qualche grappolo in più per Chardonnay nel 2026 rispetto alla passata stagione. Approfitto anche, oltre ai dati della rete, di questi dati che ci arrivano in realtà, prima ho visto l'amministratore delegato di Vivo, Franco Passadore, arrivano proprio dai vigneti di Vivo Agricola, con la quale condividiamo un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Veneto. Questi sono dati puntuali nell'azienda di Vivo Agricola, vedete come per le due varietà Glera e Pinot Grigio la fertilità reale nelle annate 2025 o 2026 in rosso e in verde sono assolutamente allineate, quindi a conferma di quanto vedevamo prima. Per questa varietà c'è assolutamente situazione simile alla passata stagione. Anche per la Garganega, invece, tutti gli intervistati insomma, ci segnalano che c'è insomma, una fertilità leggermente più elevata per la Cropina, questa è una slide del mondo veronese. Passiamo oltre, l'ha accennato prima anche l'assessore Caner, anche Francesco Rega, abbiamo avuto qualche evento grandinigeno in regione con delle distribuzioni a macchia di leopardo, come giustamente diceva prima Francesco, che hanno interessato un po' tutta la regione, forse un po' di più la parte orientale rispetto alla parte occidentale e rispetto però alla passata stagione sicuramente abbiamo osservato delle percentuali di danno un pochettino più elevate. Vedete come l'anno scorso, nel 2025, avevamo il 70% degli intervistati che al massimo registrava il 5% di danno, quest'anno in realtà un 20% degli intervistati registra una situazione di vigneti interessati in una fascia 10-20%. Ci tengo però a precisare che questo 10-20% non è l'ammanco produttivo, è i vigneti interessanti, la zona con i vigneti interessati ad effetti grandinigeni che poi all'interno di questa fascia hanno ricevuto una percentuale di danno che è variabile dai pochi punti fino alle situazioni più gravi dell'80%. Quindi sicuramente ce n'è stata un po' di più, ma è molto, molto, veramente molto difficile
calcolare le aree colpite dai grandini. Abbiamo provato con dei satelliti, ma purtroppo la copertura nuvolosa non ci permette di avere un quadro realistico della regione. La fioritura, siamo abbondantemente in anticipo, abbiamo completamente mantenuto quell'anticipo di germogliamento, anzi abbiamo anche un pochettino accelerato. Per la Corvina siamo 14 maggio, la prima, Garganega 21 maggio. Questi sono dati che arrivano dalla nostra rete di rilevamento. Siamo 7-10 giorni di anticipo sul 2025, questi sono i dati del 2025, quindi veramente una stagione molto anticipata. Già l'anno scorso eravamo abbastanza, rispetto alla media storica, eravamo già in anticipo. Approfitto nuovamente dei dati della nostra collezione, visto che possiamo avere l'onore anche di conservare uno storico che parte dagli anni 60, per fare un po' un focus su questo intervallo germogliamento-fioritura, perché nell'asse delle ascisse porto le annate, nell'asse ordinate i giorni di questo appunto periodo germogliamento-fioritura. Vedete come dagli anni 60 agli anni 2020 c'è una tendenza ad accorciare questo periodo. Fino agli anni 2000 avevamo addirittura annate nei quali avevamo 60-70 giorni di questo intervallo. Dagli anni 2000 non riusciamo mai ad avere nemmeno 60 giorni, tranne che in questa annata nel 2019. Non ho messo l'ultima decade perché abbiamo elaborato per decadi. Passo poi ad alcune osservazioni puntuali che provengono dai nostri viaggi sperimentali di Susegana. Qui abbiamo Glera, al 19 maggio completamente fiorita, 50% di fioritura, Chardonnay 100% di fioritura, Cabernet Sauvignon all'inizio della fioritura. Due parole sulla fioritura. La fioritura siamo in linea veramente con il 2007 per i motivi che anche Francesco Re che ci ha ricordato prima, queste sommatorie termiche che hanno guidato il germogliamento e quindi questa situazione anche abbastanza positiva che abbiamo avuto. Poi è una fioritura che è venuta molto bene per varietà precoci. Poi c'è stato qualche evento, qualche abbassamento termico e qualche evento meteorologico che ha interessato soprattutto le varietà tardive. Da segnalare che anche per questo accorciamento della fase germogliamento-fioritura, in alcune situazioni, alcune reali varietà precoci, Pinot Grigio, Merlot, situazioni di collina, non riusciamo ad ottenere magari una canopy completamente sviluppata nei nostri vigneti, e quindi è una cosa da monitorare, soprattutto in virtù di quanto ci diceva prima Francesco, di questo aumento di temperature che ci attendiamo nelle prossime settimane e che può ancora rallentare l'accrescimento vegetativo. Quindi attenzione veramente con le strategie irrigue da qui in avanti. Una particolarità che ci arriva dal mondo dei colli grani, il moscato giallo, soprattutto nelle aree particolarmente calde, sembra aver in aree sicuramente molto molto circoscritte ha avuto qualche problema di colatura dei grappoli. È un problema prettamente fisiologico perché appunto è stato riscontrato solo in alcune zone molto calde dell'ambiente ed è stato riscontrato solo in quella varietà. A livello nazionale, per estendere un po' il ragionamento, noi come CRE facciamo parte anche di una rete rurale nazionale che per una serie di specie arboree registra l'andamento fenologico. Qui naturalmente mi concentro su vite, Chardonnay a sinistra, Cabernet Sauvignon a destra, vedete la data 21 del 5, questi naturalmente sono modelli. Noi eravamo più in fioritura all'inizio della fioritura, diciamo, secondo modello per questa cultivar. In realtà vedete come nella zona del Salentino, nella zona del Ragusano, nella parte ionica della regione era un anticipo importante fenologico, così come nella parte più meridionale dell'isola di Sardegna. Sulla fioritura abbiamo le domande che poi abbiamo posto alla nostra rete, è un po' darci un'impressione della fase della fioritura. Sulla fioritura ho già detto abbastanza, è venuta bene, molto bene per varietà precoci, un po' meno bene per le varietà tardive. Le buone condizioni meteorologiche hanno permesso anche di avere una legagione un pochettino più importante rispetto alla passata stagione, quindi bene anche questo aspetto. La pulizia dei grappoli è positiva, quindi insomma insieme alle buone condizioni meteorologiche credo che non avremo grossi problemi come abbiamo avuto l'anno scorso, soprattutto per botrite e anche per marciume acido. Per quanto riguarda la peronospora, veramente buone notizie da questa ampelopatia fungina che sappiamo non pochi problemi ci dà, soprattutto nelle ultime 2 stagioni.
Qui vi porto un pochettino una prima slide con le osservazioni puntuali che abbiamo fatto su testimoni non trattati nella nostra stazione di Spresiano. Il 2026, la comparsa delle primarie è avvenuta il 28 maggio, veramente molto molto tardi. Nelle ultime due, nelle due annate precedenti, 2024-2025, sono avvenute il 3 di maggio e il 30 di aprile. Quindi questo ci fa un pochettino riflettere e capire su quella che è veramente la bassa pressione di malattia per la principale delle empedopatie fungine che abbiamo per la vita nei nostri ambienti, e quindi siamo veramente sereni da questo punto di vista. E difatti anche la rete di rilievo a domanda specifica sulla pressione delle patologie fungine, che significa quindi di fatto peronospora, vedete come sia per l'integrato ma anche e soprattutto per il biologico la situazione è assolutamente di bassa pressione ed è completamente sotto controllo. Se le paragoniamo al 2025, in realtà vedete come per il 20% degli intervistati in conduzione di regime biologico la situazione era addirittura preoccupante, quindi molto bene da questo punto di vista. Fluorescenza dorata, faccio qualche piccolo distinguo. La maggior parte degli intervistati non riscontra differenze rispetto alla passata stagione, però vedete come in realtà quest'anno circa il 15% degli intervistati lamenta una situazione superiore rispetto al 2026. Non eravamo così abituati come nelle passate stagioni 2024 e 2025, perché avevamo dei percentuali un pochettino più basse. Insomma, la situazione è sì sotto controllo, però viene segnalata la presenza di focolai, quindi bisogna veramente mantenere alta l'attenzione attraverso anche il monitoraggio in campo, attenersi ai bollettini della Regione Veneto. Io non aggiungo altro perché so che chi mi seguirà sarà sicuramente più puntuale e preciso di me. Due numeri su altri insetti fitofagi, tignoletta, ragnetto e cocciniglia. Per quanto riguarda la tignoletta, abbiamo una situazione un pochettino diversificata tra le province di Verona e Vicenza, in particolare la zona della Valpolicella, dove abbiamo qualche cattura in meno, a Vicenza qualche cattura in più. Per quanto riguarda il ragnetto, in alcune zone collinari in particolare predomina il ragnetto giallo sul ragnetto rosso. Per quanto riguarda le cocciniglie, c'è veramente insieme. Mi sembra di percepire che assieme alla flavescenza sia la seconda preoccupazione, sia per i danni diretti, ma soprattutto per i danni indiretti. In generale ho fatto anche una breve slide di chiusura, prima quantomeno per quanto riguarda la parte vegetativa e fitosanitaria, quindi confermo l'anticipo, confermo i 7-10 giorni, siamo in linea col 2020 e 2007 e andremo verso situazioni come il 2003-2007. Certo, se ci ricordiamo annate di 20 anni fa, capiamo anche la particolarità veramente di questa annata. Per quanto riguarda i chitogomi, molto bene, un'annata complessivamente favorevole, soprattutto per peronospora, qualche piccolo focolaio di ovidio su Chardonnay. Per gli insetti fitofagi e per le cicaline che poi trasmettono il fitoplasma della fluorescenza dorata, mi raccomando il monitoraggio di attenersi ai bollettini della Regione Veneto. Per quanto riguarda le avversità meteorologiche, non ci sono grossi problemi di gelo, di fatto non ce ne sono state, qualche situazione di grandinata, in particolare nel Veneto orientale c'è stata. In generale un'annata anticipata, ma buona. Gli apporti pluviometrici, come abbiamo sentito, sono stati un pochettino diversificati. L'inverno è stato poco piovoso, marzo è stato, sono mesi che più o meno. Marzo, se non ricordo male, da Francesco ha piovuto un po' di più, aprile poco. Maggio, che è un mese che a noi ci interessa particolarmente, ci sono stati degli apporti pluviometrici importanti, che tra l'altro si sono verificati proprio in concomitanza con le esigenze della vita. Sappiamo come la fase di fioritura sia la fase nella quale la vita è la fase di maggiore accrescimento vegetativo, inizia anche la fase di sviluppo dell'acido, quindi le richieste della pianta in termini idrici e in termini di fotolavorati sono elevate. Quindi avere degli apporti idrici in quel momento è stato cruciale, però sono avvenuti e ci hanno anche permesso di avere delle adeguate finestre operative per gli interventi fitosanitari. Alessandra prima mi ha così suggerito di dare qualche indicazione di produzione, non è sicuramente facile secondo me adesso, però a titolo della mia relazione anche provare a dare qualche indicazione di produzione. Ho cercato di raggrupparli così in quelli che sono gli elementi, gli stress abiotici che vanno a incidere sulla produzione, quelli che sono gli elementi di fisiologia e quelli che sono gli stress
biotici. Per quanto riguarda i primi, e le ho riportate su una tabella banalmente con dei segni più o meno uguale all'anno scorso. Do un'interpretazione della tabella, quindi per quanto riguarda le gelate primaverili abbiamo avuto le medesime situazioni dell'anno scorso, quindi non prevedo una situazione di variabilità rispetto alla passata stagione. La grandine ne abbiamo avuto un pochino di più, quindi prevedo una riduzione di produzione per questa ragione. La fertilità siamo assolutamente in linea, se non qualche grappolo in più addirittura per corvina, quindi quella reale forse potrebbe avere un incremento produttivo. Per quanto riguarda la legagione, bene, abbiamo avuto una fioritura che è venuta in buone condizioni e quindi una pressioni della legagione un pochettino più alte rispetto alla passata stagione. Bene la gestione della peronospora, anche l'anno scorso sono state l'alta pressione, ormai è un fungo che conosciamo e che sappiamo governare bene. Ho messo il più in realtà in relazione soprattutto alle aziende a conduzione biologica, dove l'anno scorso ci sono stati dei problemi, invece quest'anno secondo me non ne dovremmo avere. Un ultimo inciso sul tema flavescenza dorata fallanze, perché qui prevedo sia un aumento del numero di piante sintomatiche, quindi l'obbligo dell'estirpo delle piante sintomatiche, quindi prevedo un ammanco di piante, sia anche ho introdotto questo aspetto fallanze perché per quanto riguarda la gestione delle fallanze, in particolare negli ultimi anni, c'è una situazione un pochettino variegata a seconda soprattutto della dimensione aziendale. Aziende piccole che hanno un rimpiazzo annuale delle fallanze, una gestione annuale delle fallanze, quindi permettono ai propri vigneti di essere sempre performanti. Aziende che invece sono un pochettino più grandi, magari mediamente più grandi, che la gestione delle fallanze è un pochettino più organizzata diversamente, ragionando a blocchi, quindi magari la suddivide in 4-5 parti, prima si gestisce una parte, poi un'altra ancora. Questo naturalmente crea in alcune zone dell'azienda delle fallanze più elevate, quindi considerati i problemi che abbiamo avuto negli ultimi anni, potrebbe andare a incidere negativamente sugli aspetti produttivi. Questa è una considerazione che mi è emersa dalla rete di rivelamento, e che è generale veramente in tutta la regione. Chiudo con questa ultima slide, vedete il 2026, 85, questi intervalli in bianco rappresentano i giorni dall'inizio dell'anno fino al germogliamento, questa parte in verde è il germogliamento fioritura, in giallo fioritura e variatura, poi variatura raccolta. E nell'asse dell'ordinata abbiamo le annate. Quest'anno 85 più 53 fa 138, siamo esattamente come il 2027, 138, quindi siamo assolutamente in linea con questa annata storica particolarmente anticipata, e l'altra annata particolare è stata il 2023 e 2003. Vedete come siamo in anticipo di circa 15 giorni rispetto alla passata stagione e un po' meno rispetto al 2004. Sappiamo che una fioritura è veramente la tappa importante che poi passati i 100 giorni al massimo, qualche giorno in meno, decreta poi la data di raccolta. Crediamo che l'inizio della vendemmia 2026 per le cultivar precoci sia nella settimana dal 10 al 15 agosto. Alcune cantine in realtà nel Veronese parlano ancora di anticipare forse l'apertura delle cantine gli ultimi giorni della settimana precedente. Sappiamo come in realtà c'è un anticipo nella parte occidentale della regione, nella parte del Veronese e Vicentino rispetto alla parte del Trevigiano. Quindi forse si andrà anche qualche giorno prima, si andrà addirittura la settimana prima di Ferragosto, la parte finale settimana prima di Ferragosto. Ma è inutile girarsi tanto attorno, la settimana di Ferragosto bisogna stare qua, da qua non si scappa, insomma. Con queste ultime parole io lascio la parola ad Alessandra e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie Patrick, che hai chiuso, diciamo, la relazione per quanto riguarda proprio la parte in campo su alcuni aspetti della flavescenza dorata, per cui adesso entriamo su questa tematica che a quanto pare quest'anno dà qualche problema in più, quindi do la parola a Diego Fornasiero dell'unità organizzativa fitosanitaria della Regione Veneto, che ci dà gli ultimi aggiornamenti in tema appunto di flavescenza dorata e lotta
obbligatoria. Prego, Diego. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio dell'invito. Per me è la prima volta che partecipo attivamente a questo incontro e colgo l'occasione per portarvi anche i saluti del mio direttore, il dottor Paolo Frasson. E se vedete la presentazione, datemi un cenno. Ok. Nel mio intervento vi parlerò di quello che è il decreto di lotta obbligatoria che è già in piena esecuzione per quanto riguarda questa stagione e prima di parlarvi di questo aspetto però vi do degli elementi che ci hanno portato ad adottare nuovamente anche per quest'anno il decreto di lotta obbligatoria. Questi elementi sono sostanzialmente, si traducono sono rappresentati dai dati che ci pervengono dalle osservazioni della rete di monitoraggio regionale, osservazioni che vengono fatte in circa 157 vigneti distribuiti nelle principali aree viticole del Veneto e da questi vigneti raccogliamo quelle che sono le osservazioni sulla fenologia delle popolazioni di Scaphodeo titanus, Scaphodeo che è la cicalina riconosciuta come principale vettore della flavescenza dorata e oltre ai dati sulla fenologia, che dopo vedremo più avanti nella presentazione quale sarà il senso di queste osservazioni, raccogliamo anche i dati relativi alla densità sia delle forme giovanili sia degli adulti con l'installazione delle trappole cromotropiche gialle e tutti questi dati poi che ci vengono forniti ci aiutano a dare una valutazione su quella che è l'efficacia delle misure di lotta obbligatoria che da decreto andiamo a indicare su tutto il territorio veneto. Qui vi riporto i dati dei risultati 2025, quindi della passata stagione, per quanto riguarda gli adulti di Scafidea titanus. Vedete, sono rappresentati nella cartina i punti di monitoraggio. Questi indicano a seconda dei diversi colori la densità di presenza degli adulti di Scafideo e vedete come la presenza degli adulti si ritrovano nella maggior parte dei siti di monitoraggio anche con densità ancora molto elevate. Un dato che un po' ci preoccupa è il fatto che nel 92% dei siti monitorati abbiamo riscontrato le catture degli adulti. Altri dati messi in evidenza dal primo grafico in alto riguardano quello che è la presenza appunto degli adulti nell'anno 2025 rispetto al 2024 e alle annate precedenti, in cui nel 2025 è stata rilevata una presenza leggermente in aumento per quanto riguarda gli adulti, questo sia nelle aziende a gestione integrata che biologica. Se andiamo a valutare i dati separando la tipologia di gestione, in realtà vediamo che nei vigneti a gestione integrata, probabilmente dovuto sia a un numero maggiore di disponibilità di sostanze attive, sia alla loro efficacia, sostanzialmente rileviamo percentuali minori di popolazione di adulti, mentre i dati maggiori sulla presenza degli adulti le riscontriamo nelle aziende a conduzione biologica. Qui andiamo a vedere quello che invece è l'incidenza vera e propria della malattia flavescenza dorata e questi sono dati che pervengono da un altro progetto che abbiamo finanziato come Regione Veneto, in cui vedete vengono raccolti i dati su oltre 3.000 parcelle vitate che corrispondono a circa 900 ettari complessivi, il che vuol
si traduce in circa un 1% dello schedario viticolo veneto. Se andiamo a vedere i risultati, nel 2025 abbiamo avuto una contrazione dell'incidenza della malattia intorno al 19%. Vedete nei grafici i pallini rappresentano i siti di monitoraggio di censimento della malattia, e la diversa colorazione si vede la diversa intensità, la diversa incidenza, quindi le piante malate in rapporto alle piante vive all'interno di ciascun punto. Rispetto al 2024, dunque, anche per il 2025 abbiamo avuto una riduzione di quella che è la presenza, l'incidenza della malattia. Sui campioni di piante sintomatiche, l'analisi molecolare ci evidenzia che circa il 64% dei campioni è afferibile a flavescenza dorata, quindi le piante sintomatiche sono afferibili a flavescenza dorata, un 18% solo a legno nero, mentre un altro 18% c'è la concomitanza di entrambi i fitoplasmi. Se andiamo a vedere invece i dati che avevamo visto in precedenza e rilevato nel 2024 rispetto all'annata 2023, in questa differenza tra le due annate abbiamo avuto una riduzione molto molto più significativa in termini di incidenza della malattia e superiore al 50%. Questi sono dati medi regionali ottenuti sommando praticamente tutti i punti che avevamo in censimento. Se ci addentriamo un po' più nello specifico e analizziamo i dati in maniera più puntuale, sostanzialmente vediamo che un'analisi la possiamo fare sia a livello di provincia sia a livello varietale. Per quanto riguarda le province, vediamo che nel 2025 le misure di lotta obbligatoria che sono state adottate nelle province di Treviso e Verona hanno prodotto una diminuzione dell'incidenza della malattia in maniera significativa, e addirittura ci siamo portati sotto quella soglia che auspichiamo, soglia dell'1% di piante con sintomi all'interno del vigneto. Mentre per quanto riguarda la provincia di Vicenza abbiamo visto nel 2025 che c'è stata comunque un miglioramento per quanto riguarda l'incidenza della malattia, e quel che notiamo è che per le province di Padova e di Venezia invece la problematica è ancora molto molto diffusa e abbondante nelle due province. Se andiamo a vedere un'analisi dei dati per le varietà che principalmente sono coltivate in Veneto, vediamo che l'attenzione nel 2025, insomma, tutto sommato, è stata alta per queste varietà, ad eccezione del Pinot Grigio, dove ancora si notano l'incidenza maggiore. Quindi un po' sulla base di questi risultati del 2025, poi siamo andati sostanzialmente a ragionare su quello che è il proseguo delle misure di lotta obbligatoria, quindi da decreto, sull'annata 2026. Il nostro obiettivo, applicando il decreto di lotta obbligatoria anche quest'anno, è quello di ridurre ulteriormente l'incidenza soprattutto della malattia, e a questo fine auspichiamo l'attiva collaborazione tra tutti i portatori di interesse all'interno del mondo viticolo. Decreto di lotta obbligatoria, quindi 2026, sostanzialmente non cambia di molto rispetto a quelle che erano le indicazioni già
adottate per il decreto di lotta obbligatoria 2025. Sostanzialmente tutta la regione Veneto rimane l'area in cui vanno adottate queste misure di lotta obbligatorie. Il provvedimento riguarda tutti i proprietari o conduttori di piante di vite a qualsiasi titolo, professionale e non, e anche i gestori pubblici delle reti pubbliche che devono intervenire con la manutenzione delle aree non agricole. Decreto di lotta obbligatoria che si compone, come l'anno scorso, di due misure. La prima riguarda la lotta insetticida alla cicalina, allo Scafidae titanus, e l'altra misura di lotta obbligatoria è l'estirpo delle piante che portano segni da giallumi, quindi anche da flavescenza dorata. Per quanto riguarda la prima misura di lotta obbligatoria relativa quindi alla lotta insetticida alla cicalina, sono due gli elementi che sono rimasti vincolanti anche e soprattutto ai fini dei controlli AVEPA, riguardano il numero degli interventi e il periodo di intervento. Per quanto riguarda il numero degli interventi, rimangono due obbligatori per i vigneti a gestione integrata obbligatoria e volontaria, se entrambi gli interventi quindi sono eseguiti con sostanze di sintesi. Rimangono tre interventi obbligatori in tutte le altre situazioni, ovvero nei vigneti a gestione biologica, nei vigneti che seppur aderiscono alla gestione integrata, però non utilizzano sostanze attive di sintesi, e tre trattamenti obbligatori anche per chi produce materiali di moltiplicazione, campi di piante marce, piante madri porte innesto e barbatellai. Mentre l'altro elemento vincolante rimane anche il periodo di intervento, ovvero quelle finestre di trattamenti che sono finestre di periodo di trattamento che sono riportate nei bollettini viticoli del servizio fitosanitario, e queste finestre di intervento sono stabilite in base a quello che è l'evoluzione degli stadi giovanili dell'insetto durante la stagione. Si parla per quanto riguarda il primo intervento di lotta obbligatoria nella gestione biologica, si parla di intervenire quando abbiamo la presenza della seconda età prevalente, mentre per quanto riguarda i vigneti a gestione integrata si parla di presenza di terza età prevalente. Qui vi riporto i dati della fenologia dello Scafidae titanus, quindi delle forme giovanili, praticamente a 2 giorni fa. Sono gli ultimi dati aggiornati che trovate anche nei bollettini viticoli del servizio fitosanitario, e sostanzialmente queste sono dati che sono rilevate in diverse stazioni distribuite nella regione Veneto, considerando anche l'altimetria, perché in funzione della fenologia dell'insetto la temperatura è il fattore che più incide sull'evoluzione e quindi sul ciclo dell'insetto stesso. E come potete vedere, nelle zone un po' più fresche della regione siamo in presenza della terza età prevalente come stadio giovanile della cicalina. Man mano che ci spostiamo verso le zone un po' più calde della regione, inizia a comparire già una buona quota di quarta età della cicalina, e in alcune stazioni abbiamo rilevato già da questa settimana la presenza di alcune primissime quinte età. Quindi vediamo come ci sia già una spiccata scalarità quest'anno tra i diversi ambienti viticoli all'interno del territorio veneto. Volevo farvi notare quello che praticamente abbiamo rilevato
con questi dati, ovvero vedete dal grafico c'è una ancora buona presenza di quelle che sono le prime e seconde età. Questo abbiamo sentito prima dalla relazione di Francesco Rec che nel mese di maggio, nella seconda decade di maggio, abbiamo avuto un'ondata di freddo e nella successiva decade invece un'ondata di calore molto molto importante. E questo ha avuto un effetto diretto su quello che è il ciclo dell'insetto, in cui avevamo le prime forme degli stadi giovanili che erano già schiuse, prima e seconda età che erano già presenti e quelle sostanzialmente hanno progredito con l'evoluzione biologica del ciclo naturale dell'insetto, mentre c'è stata tutta una serie di prime e seconde età, quelle che vediamo attualmente in vigneto, che riscontriamo, che sostanzialmente hanno subito questa prima ondata di freddo intorno alla metà di maggio e quindi le schiusure si sono bloccate e successivamente hanno ripreso a rischiudere, quindi abbiamo avuto una nuova ondata di nuove nascite della cicalina in seguito a quell'esplosione di caldo verso la fine di maggio. Queste sono le finestre di intervento che abbiamo indicato nei bollettini regionali dei trattamenti obbligatori e vediamo come nei vigneti che attuano la gestione integrata, ovvero dove sono adottati due trattamenti obbligatori, la prima finestra di intervento è stata data dall'8 al 19 di giugno e per quanto riguarda il secondo trattamento l'indicazione è quella di farlo entro 10-15 giorni dalla data del primo trattamento. Mentre per quanto riguarda i vigneti a gestione biologica oppure tutte le altre situazioni in cui devono adempiere ai 3 trattamenti obbligatori, la prima finestra utile per aver fatto il primo trattamento obbligatorio è stata dall'1 all'11 di giugno. Per quanto riguarda il secondo intervento, entro 7-12 giorni dalla data del primo trattamento. Per quanto riguarda invece il terzo intervento, anche questo entro 7-12 giorni dalla data del secondo intervento obbligatorio. Poi sotto l'aspetto invece delle strategie di lotta raccomandate, quindi l'adozione e l'impiego delle sostanze attive come servizio fitosanitario e anche ai fini del decreto di lotta obbligatoria, qui noi suggeriamo delle strategie di lotta raccomandante, ma non sono vincolanti. Infatti vedete nella tabella è riportato strategia di lotta raccomandate. Chiedo scusa. E andiamo quindi a indicare per ciascun intervento quelle che sono le sostanze attive che sono ammesse e applicabili seguendo quello che sono i disciplinari di produzione integrata per la Regione Veneto oppure andando anche a identificare quelle sostanze attive che vengono autorizzate per gli usi di emergenza e quindi sono impiegabili proprio nella lotta di questa avversità. Per quanto riguarda invece l'altra misura obbligatoria, riguarda l'estirpo, quindi l'eliminazione di tutte le piante dal vigneto che manifestano sintomi riconducibili a flavescenza dorata o in genere a giallumi. Quindi in questo senso ogni proprietario o conduttore di piante di vita a qualunque titolo professionale e non è obbligato a eliminare le piante che manifestano sintomi da giallumi. Durante la stagione vegetativa, per problemi legati soprattutto a tempistiche delle operazioni culturali,
concediamo la capitozzatura delle piante, quindi il taglio temporaneo della parte principale della pianta, e l'estirpo deve essere effettuato massimo entro il 31 marzo dell'anno successivo, quindi per quanto riguarda quest'anno il 31 marzo 2027. Inoltre, dal decreto è obbligatorio anche l'estirpo di tutte quelle zone in cui i vigneti sono in uno stato di abbandonato, oppure dove sono presenti ricacci di vite selvatica. Oltretutto, devono adempiere a questo obbligo anche i gestori pubblici con la manutenzione ad esempio delle aree non agricole, quindi dei bordostrada, oppure a bordo delle autostrade o delle ferrovie e così via. Questa è una misura di lotta obbligatoria che riguardano anche questi soggetti. Per darvi una situazione di quella che è attualmente come stagione 2026, quindi l'inizio di questa annata vegetativa, sulla presenza di piante sintomatiche, già le prime segnalazioni sono avvenute già dalla fine di aprile, con appunto la comparsa di sintomi precoci dovuti alle infezioni dello scorso anno, e da giugno vediamo che soprattutto in quelle situazioni in cui si verificano degli stress ambientali dovuti alle alte temperature, oppure già a un inizio di stress idrico, vediamo che la comparsa dei sintomi inizia ad essere molto più accentuata, quindi è facile poterle riconoscere, e ricordo che vanno estirpate nella maniera più tempestiva possibile, proprio come indicazione da misura obbligatoria del decreto di lotta obbligatoria. Io con questo avrei terminato e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie al dottor Fornasiero, grazie Diego. E se puoi chiudere la presentazione, ottimo. Siamo perfettamente nei tempi, mezz'ora ogni presentazione. Diamo la parola adesso alla dottoressa Moffa, Loredana Moffa del CREA, che presenta appunto una relazione sul miglioramento genetico nell'era del genoma editing, opportunità e prospettive per la regione del Veneto, appunto sulla linea di quello che ha presentato a inizio mattinata il direttore appunto del CREA, che è intervenuto, il dottor Chitarra. Prego, Loredana, grazie. Buongiorno, mi sentite? Vedete la presentazione? Sì, tutto perfetto, procedi pure. Buongiorno, innanzitutto volevo ringraziarvi per l'opportunità di presentare quelle che sono una parte delle nostre attività, in particolare questa che è un'attività in cui si utilizzano delle tecniche di evoluzione assistita per far fronte a quelle che sono delle criticità che abbiamo riscontrato all'interno dei nostri vigneti. Purtroppo, o per fortuna, è un po' estemporanea la cosa, visto che per la fortuna dei viticoltori quest'anno di peronospora non ne abbiamo ancora molto. Comunque, delle fitopatologie su cui ci siamo concentrati nei nostri studi è stata appunto la peronospora, e l'altro è stato l'oidio. Perché questo? Perché sono due delle malattie che causano più danni nel vigneto, e a questo si aggiunge il fatto che negli ultimi anni la comunità europea sta riducendo sempre di più l'utilizzo di agrofarmaci che possono essere utilizzati in vigneto per contenere quelle che sono queste due fitopatologie. Al fine di contrastare l'insorgere della malattia e i danni economici che queste causano, un primo filone di ricerca si è concentrato sull'utilizzo di quello che possiamo definire breeding convenzionale, per far sì che le piante ottengano dei geni di resistenza, ora spiegherò cosa sono,
in modo tale che nel momento in cui il patogeno, l'oidio, provano ad attaccare la pianta, si trova una sorta di barriera davanti che impedisce al patogeno di colonizzare la pianta. Questo attualmente come viene fatto? Viene fatto attraverso quello che è un incrocio. Si prende una varietà di interesse, una varietà, nel nostro caso qui nel trevigiano, conegliano in particolare, glera, che sappiamo essere suscettibile molto a diverse patologie, proprio appunto per uno sporoidio, e si va ad incrociare mediante appunto incrocio di polline con delle varietà che portano dei loci di resistenza. Questi loci di resistenza, geni di resistenza, fanno sì che appunto la pianta sia meno attaccabile dai patogeni, ma ha uno svantaggio dall'altro lato, c'è l'altro lato della medaglia, che è il fatto che i genomi delle piante di vite sono altamente eterozigoti, quindi quando noi andiamo a mescolare i due DNA, otteniamo sì una pianta che presenta quello che è un gene di resistenza, quella che è una barriera, ma insieme ad esso andiamo a trasferire anche degli altri geni che non sono di interesse enologico e non sono di interesse viticolo. Ci portiamo dietro tutta una serie di geni che vanno ad influenzare quelle che sono le caratteristiche organolettiche dell'uva che otteniamo. L'altro problema, svantaggio che abbiamo con questa metodologia è che le piante ottenute in questo modo sarebbero meno attaccabili dal patogeno, però dipendono completamente dall'attività umana, perché in questo modo si crea uno squilibrio all'interno della pianta, perché venendo trattate molto meno, ad esempio appunto per la peronospora, vanno ad emergere tutta una serie di patologie che attualmente i fungicidi riuscivano a coprire. E inoltre queste piante così domesticate e così create fanno sì che la dipendenza dell'uomo nella fertilizzazione, nel dare i nutrienti necessari sia sempre maggiore. Quindi questa è la prima strategia che fino ad oggi, fino a pochi anni fa, è stata adottata per provare a contenere un po' quelle che sono le malattie e a ridurre l'applicazione di agrofarmaci. Negli ultimi anni invece vi porto l'attenzione su quello che sono delle nuove tecnologie che sono queste di New Plant Breeding Technique o in italiano TEA. Questa tecnologia si basa su due elementi fondamentali che sono quella che è chiamata Cas9, che la vediamo qua in alto, che è una forbice molecolare. È una forbice, dico in questo modo è una forbice perché ha proprio un'attività di tagliare il DNA della pianta e non lo fa a caso, lo fa in un punto che noi gli indichiamo e glielo indichiamo attraverso quello che è questa parte qui arancione, questo filamento qua, che è chiamato RNA guida. Per cui noi siamo in grado, in modo molto preciso e mirato, di dire a questa forbice con questo pezzettino di RNA guida, di dire vai all'interno del genoma della pianta della vite e taglia questo gene. Ma in che modo gli diciamo quali geni tagliare? Esistono dei geni all'interno delle piante, anche all'interno della vite, che sono delle porte che i patogeni utilizzano per entrare all'interno della pianta. Ad esempio, alcuni di questi geni creano visibilmente dei marcatori, una sorta di bandierine, proviamo a semplificarlo, sulla pianta, che il patogeno, che ad esempio Idio riconosce, e sono questi marcatori che la pianta ha naturalmente, che fanno sì che Oidio dica, ok, questa è una pianta che io posso infettare. Noi riusciamo a togliergli questi segnali di riconoscimento. Sebbene da livello teorico sembra molto facile, ok? Diciamo a queste forbici di tagliare in questo punto all'interno del DNA, da un punto di vista pratico questo ha richiesto lo studio di diversi anni per superare quelle che sono delle difficoltà. La prima difficoltà che abbiamo dovuto superare
è stata quella di banalmente come facciamo a far entrare queste forbici che appunto riescono a togliere un gene che serve al patogeno, come facciamo a far entrare le forbici con le istruzioni per dove tagliare, con l'RNA guida. Per fare questo abbiamo utilizzato quello che è questo materiale che vedete qui in basso, un materiale giallo nell'ultimo riquadro, che è chiamato callo embriogenico, che sembra una cosa strana, ma è un materiale ottenuto dai fiori della vite. Infatti qui nella slide nell'immagine chiamata T1 vediamo che stiamo aprendo con delle mini pinzette i singoli fiorellini della vite e facciamo in modo che questi tornino indietro nel loro sviluppo, quindi è come riavvolgere la storia di sviluppo della pianta, la facciamo tornare in un tessuto del tipo indifferenziato. Questo tessuto è quello che ci serve per far entrare le nostre forbici e il nostro filamento di RNA. E qui abbiamo l'altro problema, abbiamo capito come farlo, ma funziona? Cioè, riusciamo ad ottenere questo callo embriogenico partendo dai fiori? Quanto ne riusciamo ad ottenere? E qui abbiamo incontrato appunto le prime difficoltà perché, come vediamo nel grafico a destra, per ottenere un po' di materiale necessario e sufficiente per appunto effettuare queste modifiche, nell'arco di 3 settimane dobbiamo raccogliere un numero davvero grande di fiori della vite. Parliamo di glera, dobbiamo raccoglierne almeno 15.000 in 3 settimane. Chardonnay, siamo un po' più fortunati, accontentiamo di 10.000 e così via. E noi siamo riusciti a ottenere questo materiale, che è un materiale preziosissimo per le nostre attività, per diversi genotipi, quali Chardonnay, Sangiovese, Pinot Nero, ma anche Glera, Pinot Grigio, Merlot e poi anche per quanto riguarda i portinesti. Una volta ottenuto questo materiale, l'altro problema che dobbiamo affrontare è, ok, sappiamo che togliendo alcuni geni che la pianta ha, è possibile che i patogeni non entrino più nella pianta. Ma come facciamo a individuare quali sono i geni della pianta che devono essere eliminati affinché questo funzioni? E qui c'è tutto uno studio informatico dietro, di bioinformatica, e ad oggi conosciamo davvero pochissime funzioni del DNA della pianta, meno dell'1%. In ogni caso, siamo stati fortunati, abbiamo individuato questi geni che sono i Milius locus O o più semplicemente i geni MLO. Cosa sono questi geni? Per dirlo in parole semplici, sono 2 geni che si trovano nelle piante, in tutte le specie vegetali, compresa quindi anche la vite, e che fanno sì che questi geni creino un canale di ingresso per oidio. La presenza di questi geni crea un punto di ingresso all'oidio. Quindi questo è uno dei nostri punti uno dei nostri approcci è stato tagliare questo gene per togliere quello che è l'ingresso all'oidio. L'altro gene su cui ci siamo focalizzati è questo gene che si chiama Non Expressor of PR Gene o NPR semplicemente, che immaginiamolo come un gene che fa sì che la pianta abbia il freno a mano sulla difesa, ok? Nel momento in cui arriva un patogeno, sia questo idio, sia questo peronospora o qualsiasi altro, la pianta non risponde subito, immediatamente per contenere quella che è l'infezione, ma impiega del tempo. Impiega del tempo sia per fare la risposta in locale, ma soprattutto per rispondere a livello di pianta intera. E noi abbiamo individuato questo gene che la sua funzione è quella appunto di rallentare questo processo. Questo perché? Perché le piante spendono tanta energia per difendersi e tutta l'energia che spendono nella difesa non la mettono sulla crescita e sulla produzione. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tagliato questo gene. Il taglio di questi geni fa sì che
la funzione che loro avevano viene distrutta e l'abbiamo fatto andando ad inserire quelli che sono le nostre forbici molecolari e la nostra guida su quei calli infogenici che vi ho mostrato prima. E dopo un periodo lungo, almeno 2 anni, siamo riusciti ad ottenere delle piante di vite. Siamo riusciti a ottenere delle piante di vite grandi, 10 piante per ogni target, più la pianta controllo. E qui vediamo che le piante in cui abbiamo tolto appunto il gene NPR, che sono queste 3 qui, hanno una crescita normale comparabile a quella che è la pianta che non è stata mai modificata, che è questa qui. Stessa cosa vale anche per le piante che sono queste 3 qui, che sono quelle in cui abbiamo spento entrambi i geni MLO, quelli che servono ad oidio per entrare. Ma ok, bene, le piante crescono, riusciamo a ottenere delle piante, ma queste piante come rispondono a oidio, a peronospora? Cosa succede? Abbiamo fatto un'infezione, abbiamo raccolto le foglie delle piante, abbiamo fatto una prima infezione per quanto riguarda l'oidio, abbiamo infettato le piante con oidio, abbiamo misurato quello che accadeva sulle foglie. In questa immagine in basso vediamo che la pianta non trattata, la pianta controllo, ma è non trattata nel senso non modificata, la pianta controllo presenta tanti spot di oidio sulla superficie foliare. Per quanto riguarda la pianta in cui abbiamo tolto il freno a mano per la difesa, quindi la pianta editata sul gene NPR, vediamo un punto qua e un punto qua. Per quanto riguarda invece la pianta in cui abbiamo eliminato 2 geni MLO, MLO6 ed MLO7, quelli responsabili della creazione del canale per l'ingresso dell'oidio, effettivamente in questa pianta qui non si vede assolutamente la malattia sulla foglia. E questo è stato confermato anche dalla raccolta degli indici di incidenza e severità della malattia per oidio. Infatti vediamo che l'incidenza per oidio adesso ad essere quasi zero rispetto alla pianta controllo che è questa in arancione. Stessa cosa per quanto riguarda la severità. Abbiamo una severità pari a 0 contro un 12% per quanto riguarda la pianta controllo. Per quanto riguarda invece le piante modificate sul gene NPR, la situazione è un po' più ambigua in quanto abbiamo visto che ci sono degli spot di fungo sulla superficie foliare, tuttavia meno è inferiore rispetto a quello che è il controllo. Infatti vediamo che l'incidenza si attesta intorno al 40%, tranne un caso particolare, e la severità non supera il 5%. Poi ci siamo chiesti, ottimo, è un bellissimo risultato, le piante non si prendono malattie, è confermato anche da questo grafico qua in cui siamo andati a vedere un po' più meticolosamente la presenza di tutta la comunità fungina presente sulle foglie e effettivamente oidi a questa barretta qui in arancione che vedete in basso che è veramente poco nelle piante, queste sono le piante editate per gli MLO e queste invece sono le piante controllo. Però ci siamo detti ok, va bene, ma qui nella nostra zona il problema non è tanto oidio, dovremmo concentrarci su quella che è la peronospora, che fortunatamente quest'anno ancora non abbiamo, però negli anni scorsi è stato un problema. E quindi abbiamo detto, proviamo a infettare queste piante anche con la peronospora, vediamo cosa succede. E abbiamo fatto 2 diversi test, abbiamo raccolto le foglie e abbiamo inoculato peronospora. E in questo caso, mentre questa è sempre la pianta controllo, non editata, per quanto riguarda la pianta editata sui geni MLO, praticamente non ci sono differenze. La pianta in cui abbiamo tolto il geni MLO si prende peronospora come se la prende una pianta normale. Le piante invece in cui siamo andati a spegnere, a tagliare quello che è il gene NPR3, effettivamente se guardiamo l'immagine di peronospora sulla superficie ne ha veramente poca. Questo è stato fatto su diverse trial di esperimento, diversi trial di infezione e il risultato è confermato, quindi per quanto riguarda la peronospora è un risultato molto solido che sebbene appunto ne vediamo un po', non è di certo paragonabile a quello che vediamo sulle piante non editate. Quindi
questa nostra strategia di tagliare dei geni delle piante, dei geni di cui conosciamo la funzione o di cui ipotizziamo la funzione, ha fatto sì che siamo riusciti ad individuare quella che è una strategia per il contenimento dell'oidio, in quanto appunto le piante editate per MLO sono del tutto resistenti e non hanno penalità nella crescita rispetto alle piante wild type, mentre per quanto riguarda le piante editate per il gene NPR3, che è quello a mio avviso più interessante perché in un'unica modifica, in un unico punto in modo specifico, combiniamo sia la resistenza a quanto riguarda la peronospora che anche una minore suscettibilità per quanto riguarda l'oidio. Questo fa sì che i nostri studi, quello che abbiamo sviluppato in laboratorio, quello che abbiamo messo su a livello di infrastrutture e conoscenze, siano validi e trasferibili anche ad altri target, tant'è che ci siamo concentrati negli ultimi quasi anni nella ricerca e nell'utilizzo di questa tecnica per far sì che le piante soffrino di meno lo stress idrico. Ad esempio, quello su cui stiamo lavorando, che sono dei dati non ancora pubblicati, ma che siamo in procinto lì, è quello di ottenere delle piante che presentino una chiusura stomatica più veloce in presenza in condizioni di siccità, in presenza di stress idrico. E anche in questo caso l'editing, appunto attraverso la CRISPR-Cas, attraverso queste forbici, sembra aver dato dei risultati veramente soddisfacenti. E in ultimo, ma non per importanza, un altro filone di ricerca in cui siamo ancora un po' più indietro perché semplicemente è iniziato dopo, è quello di applicare la stessa tecnologia anche su un gene che è coinvolto nell'interazione con lo scafoideale titanus, quindi anche in questo caso lo scopo sarà quello di, non dico eliminare l'incidenza della malattia, ma quantomeno ridurlo e provare a risolvere uno dei problemi che per le nostre zone è veramente molto importante. Con questo ho concluso, vi ringrazio, spero di non essere stata troppo tecnica nella mia presentazione, però se ci sono domande felice di rispondere. Interrompo. Grazie Loredana, sei stata molto, cioè, a parte nei tempi, perché insomma ci hai messo 20 minuti, ma anche diciamo molto anche semplice pur nella complessità della materia, perché effettivamente io non sono una di estrazione tecnica, biologa, ho una specializzazione economica, però ho capito come funzionano queste tecniche molto, molto bene, finalmente mi è chiaro un po' il funzionamento e come lavorano. Ti leggo una considerazione che è stata fatta nella chat, non so se l'hai vista, è impegnata a parlare, di Elisa De Carli, e mi sembra più una considerazione che una domanda, direi un'evidente semplificazione della complessità del lavoro di miglioramento genetico per incrocio e selezione e di come poi in campo bisogna seguire le piante, come se le TEA permettessero di piantare le barbatelle e poi dimenticarsi di seguirle, concimarle, trattarle. Con qualsiasi miglioramento genetico rimarrà sempre la dipendenza dall'uomo, come l'ha definita lei. Questa dipendenza è insita nella coltivazione, soprattutto delle monoculture. Non so se hai qualche considerazione da fare. No, certo, lungi da me dire che le piante ottenute in seguito a queste tecniche siano completamente autosufficienti e che non abbiano bisogno di intervento umano, non era quello il mio intento e se è passato questo messaggio non volevo passasse appunto questo messaggio, questo input. È soltanto che le piante in questo modo, la nostra idea di fondo era quella, proviamo a ridurre quelle che sono le quantità di agrofarmaci da utilizzare in vigneto. Non è che le piante in questo modo non avranno mai bisogno di trattamenti. Un trattamento di copertura, abbiamo visto che per oidio, sebbene le piante non siano mai state trattate contro l'oidio, si può quasi parlare di resistenza, ma la barretta c'era leggermente e c'era. Per quanto riguarda peronospora, anche lì la barretta c'era, per cui i trattamenti di copertura vanno fatti, ma ora io non sono un'agronoma e non mi permetto di entrare nel merito, però anche il poter ridurre
il numero di trattamenti necessari e le piante non ne soffrono in questo modo, mi sembra comunque un gran bel risultato. Bene, grazie, grazie A voi. Loredana. Allora, adesso ci avviamo alla conclusione di questa mattinata. Se ci sono delle domande, vi chiedo di intervenire direttamente, vi presentate e fate la domanda a uno dei tecnici che sono ancora tutti collegati. Se ci sono domande, richieste. Nel frattempo, se non c'è nulla, vi ricordo che sul sito troverete già dal pomeriggio di oggi tutte le slide. E gli interventi sono stati registrati e saranno caricati su YouTube. Il 7 agosto, appunto, visto questo anticipo della vendemmia, quindi proprio un paio di giorni prima, visto che diceva poco fa Patrick, si prevede un inizio al 10 agosto per le varietà precoci, ci troveremo per il secondo incontro del Tritico Vitivinicolo e in quell'occasione faremo sia una valutazione di come sono le uve in campo e proveremo a fare delle previsioni produttive un po' più, in quel periodo sì, un po' più attendibili, realistiche, e non solo per il Veneto ma anche nelle principali regioni vitivinicole italiane. Avremo in collegamento colleghi del Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia, nonché di Francia e Spagna. Quindi comunque vi aspetto al 7 agosto, venerdì 7 agosto. E vi comunico anche, insomma, oggi, grazie per l'affluenza, insomma, siamo sempre stati collegati più o meno un centinaio di persone. Vedo che ci sono dei messaggi, se mi date un attimo, saluti. Bello per le registrazioni, ottimo, quindi con calma si possono andare a rivedere le registrazioni in qualunque momento. Se non ci sono domande, chiudiamo qui ok, Luciano Frongia, volevo chiedere se, considerando la longevità pluridecennale del vigneto, gli interventi di miglioramento genetico si focalizzano solo sulla resistenza immediata alle malattie. Immagino sia per Loredana la domanda. Grazie per la domanda, è un punto che non ho toccato nella presentazione, ma andando a togliere definitivamente quelli che sono i punti di ingresso del patogeno all'interno della pianta non è una cosa non è una soluzione per l'immediato, ma è una soluzione a lungo termine. Ok. Bene. Se non ci sono altre domande, vedo che molti stanno lasciando l'incontro. Ok. O ci sono studi a lungo termine su come queste modifiche influenzino la fisiologia della pianta, l'interazione con la costanza. Allora, studi a lungo termine non ce ne sono, perché consideriamo che, come ho fatto vedere nelle slide prima, la tecnica è veramente recente, è stata scoperta nel 2012, ma applicata alla vite soltanto dal 2019 circa, e le prime piante sono state ottenute nel 2020-21, quindi non abbiamo ancora i tempi necessari per dire abbiamo fatto uno studio di valutazione. Per quanto riguarda l'interazione o gli effetti sulla produzione, questi finora non abbiamo potuto farli perché la Comunità Europea aveva imposto che le piante ottenute tramite queste tecnologie venissero allestite in campi ad hoc. Non so se avete sentito, ricordate il caso del vigneto in Valpolicella, con le piante messe giù dall'Università di Verona. In quel caso lì sono state completamente distrutte, per cui il nostro approccio è stato quello
le teniamo chiuse in laboratorio, evitiamo che anni di ricerca partite nel 2018 vengano vandalizzate in questo modo. E da ieri che la Comunità Europea si è riunita, ha dato il via libera all'utilizzo di queste piante per testarle in ambienti all'aperto, quindi non più soltanto in laboratorio. Sicuramente ci muoveremo in questo senso. Bene, grazie. Grazie Verdana della disponibilità, della risposta e della chiarezza anche. Ringrazio tutti, ringrazio chi ha partecipato, ringrazio i relatori, il gruppo di lavoro, appunto formato da CREA, ARPAV, AVEPA, Veneto Agricoltura e Regione Veneto, Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario. E ci vediamo, per chi riesce, il 7 di agosto. Il settore agricolo non si ferma mai, come diceva Walter, si vendemmierà la settimana di Ferragosto. Ringrazio tutti. Ok, scusate, ma ci sono sempre messaggi per la dottoressa Moppa. Poi sempre in chiusura l'ultima, poi chiudiamo. Ci può fare una previsione di quando potranno essere coltivate le TEA? Quindi c'è molto interesse e magari ritorneremo su questa tematica con gli aggiornamenti sicuramente nei prossimi incontri del trittico. Sì, per quanto riguarda una previsione sulla loro messa in coltura, io spererei nell'arco di questo o il prossimo anno di avere dei campi in cui si potranno coltivare apertamente queste piante. Non so se se ho una visione ottimistica o troppo da laboratorio, questo non lo so. Spererei in questo senso, visto gli sforzi che hanno fatto appunto anche i colleghi dell'Università di Verona per poter mettere in campo le loro piante. Bene, speriamo. Allora, Grazie. bene, salutiamo tutti, grazie e buon fine settimana e ci vediamo il 7 di agosto. Grazie a tutti, a presto.